Alla casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza, un detenuto di difficile adattamento il 2 e 3 gennaio scorsi aveva appiccato un incendio nei locali dove era custodito, creando danni ingenti non ancora stimati, ma soprattutto mettendo in crisi l'attività della polizia penitenziaria, già sotto organico e subissata di oneri e responsabilità. Oggi una visita congiunta di alcuni sindacalisti di categoria con il consigliere regionale Silvia Maino hanno voluto fare un sopralluogo per portare solidarietà ai lavoratori. In 2 giornate, quindi in 2 occasioni, hanno dovuto spegnere un incendio che poteva rivelarsi pericolosissimo all'interno di una cella. Sono agenti che lavorano sempre a mani nude, agenti che in questi casi hanno dovuto fare turnazioni di 12 ore e quindi sono venuta a ribadire la necessità per i colleghi della Polizia Penitenziaria di avere un supporto, un aiuto come il taser. Per queste ragioni ho depositato una mozione in Consiglio regionale per aiutarli ad avere questo strumento di difesa. Oggi il personale soffre di un'assenza di congedo ordinario non fruito di 6.027 giorni in un anno, cioè degli anni pregressi. Poi abbiamo 1.254 giorni di recuperi ore, quindi altre giornate che si devono sommare, e 2.581 ore non remunerate di lavoro straordinario. Questo è il quadro che noi abbiamo. A tutto ciò si aggiunge una difficoltà di assenza di organico di almeno 70 unità